60 anni di storia della cantina Colli di Soligo, 60 anni di storia della cooperazione sociale veneta, che nascono da lontano, che fanno riscattare una terra povera, che mettono assieme forze, che mettono assieme energie, che mettono assieme agricoltori e appunto produttori per riuscire a vincere sfide importanti già appunto negli anni 60 dello scorso secolo. È una storia che però ha la possibilità veramente di guardare avanti con ottimismo anche al futuro, perché la forza di superare i momenti difficili, di mettere assieme appunto idee, istituzioni e far sì che il lavoro sulle colline, il lavoro sui campi possa essere trasformato in ricchezza economica per i nostri agricoltori. Quindi tanti auguri per i prossimi 60 anni. Innanzitutto siamo stati molto onorati dell'invito postoci dal Presidente Ciambetti, che ci ha inorgoglito non poco. Abbiamo voluto presentare in questa sede il nostro libro perché abbiamo ritenuto che questa iniziativa fosse utile che venisse presentata anche a livello istituzionale in questi luoghi. Siamo convinti che anche la Regione Veneto e i luoghi istituzionali da essa rappresentati diventino un luogo di incontro, diciamo, anche per queste occasioni, e quindi grazie nuovamente al Presidente. Qui abbiamo avuto un'occasione oggi di presentare questa realtà molto bella che ha ambizione di essere portata all'attenzione internazionale dei beni culturali materiali e non materiali dell'UNESCO, perché vuol dire dal punto di vista materiale la produzione vinicola naturalmente, ma dal punto di vista immateriale la capacità di sollecitare la convivialità, l'appartenenza, il beneficio del vino nella sua interezza. Siamo molto contenti oggi di essere qui a Palazzo Ferrofini, nella sede del Consiglio regionale, a presentare il volume La cantina Colli del Soligo nella terra del Prosecco. È una storia di marca, nel senso che è la storia della marca trevigiana, è in particolare di questa terra, oggi candidata a patrimonio UNESCO, che è terra di grandi tradizioni, di grandi valori, e che oggi riscopre il senso innanzitutto di una vicenda aziendale di 60 anni, importantissima, che ha attraversato tante fasi e oggi guarda molto forte al futuro. Dall'altra parte perché ha un patrimonio di soci, quasi 700, ha un fatturato, ha numeri molto importanti e una proiezione internazionale. È una storia radicata, è una storia fatta di protagonisti, è una storia fatta di grande tenacia, di grande laboriosità, è una storia che punta sulla cooperazione. Oggi, a 60 anni di distanza dalla sua nascita, la cantina Colli Soligo in qualche modo affida al nero su bianco, alle foto, a un volume, il senso di questa storia, ma più che mai è proiettata al futuro.